Palle di grandine di dimensioni fino a 7 centimetri per 10, quelle che hanno interessato giovedì sera il Friuli occidentale. Particolarmente colpita l'area compresa tra Sacile e Fontanafredda. Temporali e piogge intensi anche in Alto Adige e in Cadore. Dalla frana di Cancia di Borca si è registrata una nuova colata detritica che ha provocato la rottura di una cisterna interrata da cui è fuoriuscito del gasolio sversato nel torrente Boite. Gli idrocarburi sono stati bloccati alla diga di Vado di Cadore che ha le paratoie chiuse e scarica di fondo. Al lavoro i vigili del fuoco, volontari della protezione civile e tecnici dell'ARPA ad una ditta specializzata all'incarico di aspirare la nafta in superficie e portarla in impianto di smaltimento assorbita grazie al posizionamento delle panne assorbenti. In prefettura riunione del tavolo di coordinamento del monitoraggio della frana e per le prossime ore sono previste stabili temperature tropicali.